Carissime e carissimi, buona solennità dell'Ascensione. Siamo ormai giunti al grande compimento del tempo pasquale, con 2 solennità, l'Ascensione, poi domenica prossima la grande festa della Pentecoste. Benissimo. Ci concentriamo subito su questi versetti del Vangelo di Marco che la liturgia ci propone. Attenzione, sono gli ultimi versetti del Vangelo di Marco. Noi ascoltiamo la conclusione del Vangelo di Marco. I grandi studiosi dei Vangeli sono tutti concordi nel ritenere che questa parte del Vangelo di Marco non faceva parte del testo originale, ma è stata un'aggiunta, un epilogo aggiunto successivamente. Bene, qual è il tratto sorprendente di questa parte del Vangelo di Marco? Il tratto sorprendente è che noi, se andiamo a messa in questa domenica e se ascoltiamo questo Vangelo, siamo immersi in un'aura, in un clima, in un'atmosfera di grande solennità. Sembra un testo quasi celebrativo delle forze, del potere, delle energie, delle risorse che vengono affidate alla Chiesa, agli Apostoli e alla Chiesa. Ed è un testo estremamente positivo, che comincerebbe così di per sé al versetto 15. E disse loro: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Stupendo! Tutto funziona alla grande. I discepoli diventano apostoli, diventano missionari, diventano annunciatori e testimoni efficacissimi del Vangelo. Il Signore è con loro, tutto funziona benissimo. Qual è il problema? Per capire dove sta il problema e anche la provocazione, è anche qualcosa che forse ci fa bene sentire, perché a questo punto, ecco, con questi super apostoli descritti in questi versetti noi non ci identifichiamo, perché diciamo: ma noi non siamo così, siamo troppo fragili, noi troppo deboli, troppo poveri di fede, non siamo come loro. Torniamo indietro di un versetto, basta tornare indietro di un versetto. Io vi ho letto questi versetti a partire dal versetto 15, ma se io vi leggessi il versetto 14, sentireste queste parole. Allora, nei versetti ancora precedenti, Gesù risorto appare ad alcune figure, Maria di Magdala, altri 2, eccetera, e i discepoli di Gesù, definiti quelli che erano con lui, cioè coloro che hanno camminato con lui, Simon Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, eccetera, eccetera, non credono a nessuno, non ci credono che il Signore sia vivo. Versetto 14. Alla fine Gesù apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Cioè, questi tali che vanno in giro per il mondo a mostrare la potenza della fede nel Signore risorto, questi tali sono loro i primi ad essere increduli e vengono rimproverati da Gesù per la loro durezza di cuore, la sclerocardia, termine biblico molto forte, termine appunto che i Vangeli utilizzano in maniera molto pesante, ecco, contro coloro che a causa della loro mancanza di fede diventano anche spesso testimoni di iniquità.
non della giustizia divina, ma di iniquità. E tra l'altro questi tali, che non sono ancora diventati credenti, ma che sono gli apostoli, hanno anche un altro problema: sono 11. Infatti noi ascolteremo il testo a messa in questa solennità proprio con questo incipit, con questo inizio, no? Ve lo leggo proprio dal testo liturgico. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro. Apparve agli 11, erano 12 però. Giuda non c'è più, Giuda si è tolto la vita, Giuda ha tradito il Signore. Questa è una comunità che si porta dentro una ferita terribile, terribile. E allora è una comunità povera di fede, una comunità ferita anche dal punto di vista delle relazioni umane, è una comunità che stenta proprio a crederci, no? È una comunità che ha dei limiti, esattamente come noi, come tutte le nostre comunità e come tutte le nostre persone. Eppure a questi tali è affidata una grande possibilità di fare loro un cammino di fede, come noi possiamo fare un cammino di fede, ed è questo cammino di fede che noi facciamo esattamente come loro che diventerà qualcosa di terapeutico per noi e per il mondo, perché fare un cammino di fede e riscoprire la bellezza del Vangelo significa aiutare noi stessi e gli altri a guarire dalle forze del male, dalle forze dell'avidità, dalle forze della violenza, dai veleni. Buona festa, buona solennità, buona Pasqua ancora.